Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 18 dicembre, ultima puntata della settimana, puntata ricca dove avremo due ospiti, andremo un po' chiaramente a presentarli, ma facciamo entrare anche Francesco, non l'avevo visto, eccolo qua, ciao, buongiorno. Buongiorno. Stranamente avremo due ospiti, una novità della giornata questa. Buongiorno. Buongiorno a lei, ben trovato, ben svegliato. Mannaggia. Cosa? Perché No, ti si vedo è così girata rosso? Perché si è girata la lampada, non ho capito perché. Ah, ok. Pensavo fossi irato. E quindi Sì? fossi rosso. Gratto e gratto. Gratto e gratto. Ciao, ciao Tore, ben trovato. Buongiorno Faccio, buon pre-fine settimana. Buongiorno Serafino con l'influenza. E buongiorno ragazzi, oggi ospiti di un certo livello. Eh sì. Come stai tu a proposito? A Ringraziano posto? anche gli altri ospiti soliti, Esatto, perché ovviamente ogni Grazie, giorno no? cerchiamo sempre di portare qualcosa di nuovo e anche per parlare non solo di Cagliari, ma di tutto quello che riguarda appunto lo sport sardo. Oggi ci sarà l'allenamento a porte aperte da parte del Cagliari alle 15 Non vedevi ad l'ora. Assemina. Infatti fa proprio non Non vedevo vedevi l'ora. l'ora. Dillo. Sono già lì. Probabilmente vado 3 ore prima. Dillo che non vedevi l'ora. Sì, Però sì. deve piovere, hai scritto a Tidili per sapere se piove? No, in effetti no. Bravo, vedi. Scrivigli perché insomma. Hai ragione, perché bisogna un attimino prepararsi. Giustamente, perché l'altra volta non ha piovuto, quindi. L'altra volta non ha piovuto, vero? Però stava per piovere, ma non avevo niente. Vabbè, ma tanto, un po' di pioggia non fa mica Allora, nel male. dubbio tu vai sempre con l'ombrello, così. Sai qual è il problema? Che mi sono preso un ombrello da competizione, ed è gigantesco. Beh, In sei da caso competizione. piovesse durante il post gara. Il problema è che non è per niente portatile. Questo è il Devi portare problema. il carrello, devi Esatto. legare il Quindi cosa carrello. succede? L'ho preso, ho fatto il figo, l'ho usato una volta. Ecco. Spero almeno l'abbia pagato poco. Sì, beh, ovviamente. Anzi, Meno male. Va. era in offerta. Per quello che è stato Almeno preso. quello. Almeno quello. Allora, buongiorno Dani, ben trovato. Marco dice anche gli altri ospiti, Francesco ci mancherebbe. Aggiornateci sulle condizioni di salute dei nostri, Mina, Borrelli, Zé Pedro. Oggi Brindisi con il Cagliari da Semini non possiamo esserci. Perché Brindisi? No, è domani, Giorgio. Domani la conferenza alle 12:30. Oggi c'è l'allenamento a porte aperte. E sul discorso che diceva appunto Daniele, ovvero le condizioni di salute di Mina, Borrelli e Zé Pedro, ieri Borrelli ancora in differenziato, Mina parzialmente in gruppo, Zé Pedro non penso che riesca a recuperare, così va a spanne. È ovvio che Esatto. l'obiettivo è quello di recuperare Borrelli e Mina, mi pare scontato, però di solito siamo abituati nel momento in cui Mina parzialmente in gruppo, allora Poi vuol dire gioca. che si può, esatto. Poi gioca. Però a quel punto la domanda sarebbe, entra Mina e chi esce? Luperto. Ok, la pensiamo uguale. Ci sta.
piace secco, telegrafico, Sì, così, sì. Quasi commosso da questo. quasi commovente. No, beh, Mamma è mia, la giusto. voce, La tua? mamma mia. È vero. E vabbè, ti Me la rimane. sento rimbombare dentro, Sì, sì, è proprio voce da radio, voce dentro da l'esofago. speaker, sai quelle dirette a luna di notte quando tu stai rientrando a casa, ecco questo. Ho Potresti capito, fare le dirette un che ti podcast, guardavi quando eri giovanotto, ho esatto, capito, ho perché a capito. luna stiamo andando a letto, mettiamola così. Zio Tibia, quelle cose lì, dai, ho Bello, capito. bellissimo. Zio Tibia Va Picture bene. Show, bellissimo. Notte Horror si chiamava. Chi la vedeva? Tu sì. Se la Io conosci, no, tu. Come no? Perché eri troppo no, piccolo. E in esatto. effetti è vero, c'erano quegli anni di differenza dove faceva la differenza. E beh, Non potevi vedere questi certe abili cose. lui. Sempre un doppiatore alla Luca Ward. Sì, È vero, stesso potresti fare anche il stipendio doppiatore. anche, stesso conto in banca. Vabbè, Stessi scusa, capelli, perché lui c'ha per, anche più capelli di per- me. solo per qualche differenza di zero, Eh, dai. Scusa, non fa mica guarda, la differenza uno zero in più, due zeri sono in solo più. più giovane, l'unica cosa, sono solo più giovane. Vedi, Roberto, lo zio Tibia, grandissimo. Voce da Monsignore in carestia, insomma, vabbè, oggi è così, Solo oggi va così. complimenti, insomma, dai, tutto Dai, sommato, alla grande. E solo Marco dice, complimenti. dunque Rodriguez ha scavalcato Luperto nelle gerarchie. Beh, comunque le prestazioni di Rodriguez mi pare che siano state impeccabili fino ad ora. Luperto, insomma, l'abbiamo visto anche a Bergamo. È ovvio che ci può stare, non è scontato ovviamente, però ci può stare come scelta. E sarebbe comunque giusto per un difensore uruguaiano 2005. Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo chiesto tante volte in conferenza. Ora è arrivato il suo momento ed è giusto che parte titolare, anche perché comunque il Pisa, lo dico adesso, non lo dico dopo, anzi lo dirò anche dopo, in casa ha fatto solo un gol e in trasferta Sì. ne ha fatto 9. Cioè una squadra che segna più in trasferta che in casa. È un dato abbastanza anomalo. Una Direi squadra che che lotta comunque è per una non squadra che segna retrocedere. poco, questo è l'aspetto principale. 10-15 partite, sì, meno di un gol a Su cui partita. soffermare la nostra attenzione, il che vuol dire che prendere da uno a più gol da questa squadra sarebbe sicuramente È una nota vero. di demerito, ecco, per il Cagliari. Però, battute a parte, la situazione della difesa secondo me è abbastanza particolare, nel senso che appunto si è ritrovato un Rodriguez, o meglio si è scoperto un Rodriguez effettivamente affidabile, bello anche da vedere, nel senso che ti dà garanzie, ti dà sicurezze, pur con alcune gestioni un po' impudenti date dalla sua gioventù e dalla sua poca esperienza, soprattutto nel calcio europeo, come ricordava Roberto sabato nel post partita. Però è anche vero che insomma hai trovato un giocatore che quando Diego Lopez diceva questo è un giocatore è forte, ha detto ieri, no? Vittorio? È Sì, forte, due sì, sì. parole. E quindi evidentemente Telegrafico. esatto, era proprio così. E forse lo hai scoperto anche un po' a sorpresa, nel senso che non ti aspettavi che potesse essere così performante da subito, una volta buttato nella mischia, contro squadre di grande levatura, come Napoli, Roma e Atalanta. Questo pone quindi poi un paio di interrogativi, nel senso che la batteria dei centrali è formata, come sappiamo, da Mina, Luperto, Rodriguez, Pintus e Zé Pedro, quindi 5 giocatori, con volendo anche Obert, se si Volendo vuole. anche Zappa. Però Zappa lasciamolo, Zappa di base gioca Ibrido. per entrare in una difesa a 5, Sì, non in una difesa a 4, mentre Obert certo. gioca a 4, Certo, cioè sì, gioca a sì. centrale anche a 4, quindi. E quindi hai tante scelte, hai tante possibilità, hai diversi mancini, come sappiamo, perché hai 3 mancini, perché hai Luperto, Rodriguez e Obert, hai 3 destri, Mina, Zé Pedro e Pintus. È chiaro che in questo momento Zé Pedro non ce l'hai perché ne avrà credo per un paio di settimane abbondanti, quindi rientrerà nel nuovo A anno. gennaio, sì, sì.
Però poi quando torna immagino che insomma, vorrà vedere un po' di campo, vorrà cercare di scalare un po' di gerarchie, e in tutto ciò tu ti ritrovi con Luperto, che è uno dei giocatori più affidabili secondo me in quel ruolo di tutta la Serie A, che quest'anno però per un motivo o per un altro sta rendendo meno di quello che ci si aspettava. Qualche errore di troppo che non ti aspetteresti da lui, e soprattutto è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che eventualmente il Cagliari potrebbe decidere di piazzare a gennaio, secondo me senza grossi problemi. Sono d'accordo. La domanda è: ha senso piazzare Luperto? Cioè, ha senso privarsi di un giocatore che quando non c'è si vede? Cioè, c'è una differenza importante quando non c'è. È vero che in queste ultime partite ha giocato da centrodestra, andando a supplire l'assenza di Mina, proprio per lasciare spazio a Rodriguez, che è un patrimonio presente e soprattutto futuro di questo Cagliari, perché sono stati investiti bei soldini su Rodriguez. Per cui, ripeto, è una situazione un po' particolare, bisognerà capire se il Cagliari deciderà di privarsi di uno dei suoi giocatori più affidabili, che, ripeto, quest'anno invece, numeri alla mano, forse sta rendendo un po' meno rispetto alle attese, oppure confermarlo e metterlo lì a giocarsi una maglia ogni partita con Mina, Rodriguez e Zé Pedro. Assolutamente. Tra l'altro ci sarebbe anche il rischio, fra il fatto di un'eventuale cessione di Luperto, magari di cederlo proprio a una diretta concorrente. Quindi Esatto, anche sappiamo questo, tutti a chi ci stiamo riferendo. esatto, è inutile farlo il che nome, però 2 più 2 fa sempre 4. Esatto, l'allenatore è biondo, è stato non sono qua, tanti allenatori biondi in Serie A, quindi l'ha già avuto, aggiungiamo l'ha anche già questo. avuto in Quindi, diverse occasioni. quindi questa è un po' la È anche situazione. facile, dai. È anche Assolutamente, facile. sì, sì, quindi c'è poco da ragionare, quindi da questo punto di vista sarebbe una cessione comunque con la doppia valenza, in questo caso magari negativa, quindi non è... Io spero comunque che Luperto possa assolutamente recuperare, perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che conosce la Serie A, è un giocatore integro, e di questi tempi mi pare che sia oro, e quindi deve magari trovare un po' più la concentrazione, mettiamola da questo punto di vista. Però abbiamo il nostro primo ospite e Facciamolo quindi lo entrare. facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie mille Buongiorno e Giuseppe per aver benvenuto. accettato il nostro invito. Giuseppe Pastore, uno dei volti di cronache di spogliatoio e non solo. Giuseppe, ti facciamo subito questa domanda sul Cagliari. Ecco, c'è stato un percorso, Pisacane, debuttante in Serie A, tanti dubbi a inizio stagione, un progetto che comunque va avanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei giocatori, con un progetto giovani. Come ti sono sembrati in queste prime 15 partite sia il cammino di Pisacane, quindi l'adattamento alla nuova categoria, mettiamola così, sia anche il percorso del Cagliari? Ma detto che è stata una scelta molto coraggiosa, chiaramente Pisacane ha il totale supporto e appoggio della società, perché insomma è uno del Cagliari e questa è una cosa molto importante. Sarebbe facile fare un confronto con l'altro allenatore inesperto della Serie A, che è questa, che invece sembra molto ancora pesce fuor d'acqua, non solo nel modo in cui fa giocare la squadra, ma anche proprio nei concetti che cerca di trasmettere, non particolarmente sofisticati in realtà. Invece Pisacane da debuttante, da professionista, ha avuto subito l'appoggio totale della club, della società, non ha una squadra, come dire, con cui si parte già retrocesso, che è un grande inganno che spesso circonda gli allenatori giovani. Uno dà fiducia a un debuttante, ma in realtà è come se avesse già programmato una specie di retrocessione. Non è così, la squadra è forte per l'obiettivo che si pone naturalmente, e secondo me sta rispondendo bene. La cosa che mi piace più di Pisacane è il fatto che ama cambiare molto, ama cambiare spesso il sistema di gioco, anche i principi che muovono una squadra. Lo abbiamo visto cambiare modo di difendere, 11 titolare, a volte anche in maniera un po' di personalità, ecco. Non sempre mi ha trovato d'accordo la formazione di partenza, magari qualche cambio, ma il Cagliari ha un'impronta che dice che peraltro è anche
accompagnata, e questa non è una cosa banale, da un carattere. È una squadra che spesso cresce nel corso delle partite, fa cambi che incidono durante la partita, penso a Verona, penso a Cagliari-Roma, ma anche Atalanta-Cagliari. È un allenatore di personalità. Io, insomma, in maniera molto tradizionale, penso che gli allenatori, al di là delle idee che sono quasi sempre buone, difficile trovare un allenatore che non convinca ad agosto. Il problema è poi che deve convincere a settembre, ad ottobre, a novembre, e mi pare che lui nel corso del campionato sta rispondendo in maniera positiva ai vari problemi che possono attraversare una stagione. Gli infortuni, per esempio, il Cagliari ne ha avuti e ne sta avendo come tutti, ma anche la capacità di evolvere, perché insomma se uno magari parte forte e poi non riesce a cambiare marcia, penso alle tante squadre che sono partite forte, penso al Frosinone di Di Francesco, che peraltro proprio il Cagliari, esatto, in quel 4-3 famoso, contribuì a picconare in quella stagione, o ad altre squadre che magari sfruttano una specie di effetto fionda nei primi 2 o 3 mesi e poi però si fermano lì quando ci sono le prime difficoltà o i primi scossoni. Il Cagliari mi pare che sia corazzato per durare nel corso della stagione. Ora sappiamo che nella zona retrocessione c'è un grande invitato a sorpresa, imbucato al contrario, cioè uno che non voleva essere invitato ma è stato tirato dentro, cioè la Fiorentina, che sospende i giudizi e i pronostici secondo me. Però mi pare che insomma il Cagliari abbia ben più di 3 squadre inferiori a lui in questo momento, e visto che è una società anche abbastanza strutturata, sono abbastanza fiducioso che possa salvarsi in maniera anche più serena di quanto è capitato lo scorso anno. Perfetto. Fra? No, volevo chiedere a Giuseppe anche quello che poi è un po' il ragionamento che si fa fuori dalla Sardegna, un po' del Cagliari, perché tu hai già descritto abbastanza in maniera esaustiva quella che è la tua idea di Pisacane, di questo inizio di stagione del Cagliari, però ecco, noi occupandoci quotidianamente di Cagliari, di quello che è un po' il campionato della lotta a salvezza, vediamo, insomma, analizziamo anche quelle che sono poi pregi e difetti delle varie rivali per la lotta a salvezza del Cagliari. E ovviamente domenica arriva il Pisa, e Luca prima diceva un gol in casa, 9 fuori casa, una squadra che fin qui, chiedo a te che sicuramente hai visto più di noi, è abbastanza indecifrabile, perché ha fatto delle partite molto molto positive a livello di prestazione, a livello anche di consapevolezza e di convinzione nei propri mezzi, che però magari non hanno portato risultato, e poi invece in altre partite ha fatto vedere di essere una squadra comunque neopromossa, che mancava 35 anni in Serie A, con qualche limite di troppo. Ecco, io l'ho definita la partita peggiore possibile in questo momento per il Cagliari di Pisacane, perché deve cercare di esplodere dopo quello che sono state le ultime partite, che hanno dato punti, prestazioni, nuove convinzioni, però arriva un Pisa che sembra messo apposta lì dal calendario per romperti le scatole, fondamentalmente. Capisco il paradosso, però direi che il Pisa è l'avversario peggiore possibile. L'Inter è peggio, questo. Però sai, con l'Inter perdi, cioè puoi anche perdere, dici vabbè, ok. Guarda, il Pisa intanto è privo del suo attaccante più forte, che è in Coppa d'Africa, Nzolai, questo chiaramente è un vantaggio. Il Pisa è una squadra modesta, cominciamo proprio dal livello tecnico, e secondo me la rosa insieme al Lecce più modesta tecnicamente del campionato, ha pochi giocatori di categoria che peraltro sono anche abbastanza stagionati, penso ad Albiol o a Quadrado quando è disponibile. Il resto è una squadra che secondo me è stata molto, come dire, messa insieme con ottimismo, con giocatori all'esordio in Serie A che non hanno secondo me neanche la struttura per reggere, per fare i punti che servono. Dovrebbe secondo me rinforzarsi a gennaio, ma è una cosa che dovrebbero fare un po' tutte le squadre. È una squadra di reazione, una squadra che ha con sé i pregi che aveva anche il Genoa di Gilardino. Cioè una squadra che dà il meglio di sé nelle gare in cui è sfavorita, o quantomeno non è chiamata a fare punti, e quindi è andata a San Siro, ha pareggiato con la Lazio, ha pareggiato con la Fiorentina alla quinta giornata, meritando anche di vincere. Secondo me ha fatto ottime partite, anche con l'Inter ha giocato bene con la Roma, poi ha giocato malissimo molti scontri diretti, ultimo quello di Lecce venerdì scorso, che forse è la peggior partita stagionale del Pisa.
dove non ha calciato, non ha avuto occasioni e si è rassegnato a difendere a oltranza lo 0-0 che non ha difeso contro una squadra che insomma può essere attaccata. Sicuramente il Pisa è chiamato a una reazione anche d'orgoglio, quindi andare a giocare una seconda trasferta di fila può essere un'insidia per il Cagliari, proprio perché, come avete detto voi, è una squadra che gioca meglio in trasferta che in casa. Detto ciò, mi pare una partita che vede il Cagliari favorito, Cagliari che comunque nel suo piccolo sta mantenendo fin qui quasi sempre i pronostici. È una squadra che ha perso non troppe volte e comunque il risultato lo porta a casa. Ti faccio l'esempio anche qui con la Fiorentina. La Fiorentina è una squadra in un tunnel senza uscita perché non riesce più nemmeno a fare il punticino ormai, no? Col Verona, con Lecce, partite in cui chiaramente è deludente pareggiarle queste partite, ma quantomeno muoverebbe la classifica. La Fiorentina anche il Cagliari ha nella sua nel suo mix di giovani e esperti, che sono quelli che poi portano lontano, per me sempre il mix migliore per una squadra che parte per l'obiettivo di salvarsi, ha la consapevolezza dell'obiettivo e quindi va a Verona e pareggia in rimonta, ha anche partite magari deludenti a livello di prestazione come quella di Udine per esempio, in cui meriterebbe forse di perdere ma porta a casa il punto. Poi trova le giornate stile Roma, insomma è una squadra che non butta mai via, non fa mai passare in vano le domeniche. Io fatico a credere che il Pisa di questo periodo possa fare il risultato pieno a Cagliari. È chiaro che questo è il primo grande la prima grande insidia del Cagliari è proprio questa, credere che la partita sia facile e sia alla portata senza nemmeno scendere in campo, ma mi pare che i segnali che ho visto anche nelle gare che il Cagliari ha perso a Torino, a Bergamo, con la Roma ovviamente, mi mandano il messaggio di una squadra pronta, di una squadra che sa che i punti vanno fatti in fretta, perché poi è meglio evitare di rimanere, di trascinarsi, proprio perché, ripeto, c'è l'incognita della Fiorentina, che è qualcosa che può esplodere o può rimanere lì sul fondo della classifica. Come chiedo scusa per l'immagine un po' forte, come quegli ordigni della seconda guerra mondiale che stanno in fondo al mare inesplosi e non si sa mai se esplodono. Meglio evacuare la zona, quindi evidentemente non fa stare tranquilli. Detto ciò, insomma, è una partita che il Cagliari è chiamato a vincere con i 4, 5, 6 giocatori superiori che il Cagliari ha in tutti i ruoli. Non so se recupera Mina, questo ditemelo voi, ma potrebbe. Secondo me è una partita in cui si può anche fare a meno di Yerry Mina, che poi magari ha il tempo di rientrare con calma nelle partite successive. È tutto qui, insomma, è una partita contro un avversario che ha pregi e difetti molto chiari. Credo che non si discosterà dal solito 3-5-2, molto 5-3-2, molto, come dire, molto faticoso anche da guardare, e andrà di ripartenze. Un giocatore che voi conoscete, no? Ramoni, sì, esatto, è passato da queste parti. È un giocatore simbolo della stagione del Pisa, un giocatore che arrivava con grandi attese in Serie A perché aveva fatto grandissime cose in B. Nel passaggio dalla B alla A e anche a livello fisico, di intensità, di ritmo, molto difficile. È come passare nel tennis dal terzo al secondo posto del ranking, è qualcosa che porta poi a dover scavalcare uno tra Sinner e Alcaraz. Soprattutto non si ottiene in 3 mesi di campionato. E molti giocatori del Pisa stanno soffrendo questo salto. Perfetto, allora facciamo entrare il nostro Roberto. Ciao Roby, ben trovato. Ciao ragazzi, mi fa piacere vedere Giuseppe qui con noi. Giuseppe non se lo ricorderà, ben trovato Giuseppe tanto, ma ci siamo fatti una birra millenni e secoli fa in un pabaccio di Milano. C'era anche Stefano Rosso, che è un nostro amico in comune. Certo, non ricordo il giorno esatto, ma attenzione, anche Stefano. Volevo metterlo alla prova perché infatti. Non so se era Milano o Torino, questo dimmi tu, forse era Milano. Torino, oddio. So che poteva essere, no, non lo so. Vabbè. Sono preparatissimo, penso. Curiosità su Giuseppe, perché poi ascoltavo prima, ero in background e vi ascoltavo un po' quest'ultima risposta. Noi in Sardegna, come è normale, no? Quando segui soprattutto determinate squadre, poi ti fai una tua idea, ed è anche bello ascoltare l'impressione che arriva un po' fuori da un'isola nazione come quella sarda. Volevo un po' la tua su Palestra, perché comunque è un giocatore fortissimo, ormai
chiacchierato anche a livello nazionale. Il Cagliari non gli è riuscita la giocata che ha fatto magari con i vari Caprile piccoli, di inserire un pretesto per poi riuscire ad acquistarlo, troppo difficile. E poi insieme, per restare sui singoli, ti faccio anche la domanda di Gianluca, che ti chiede se ci credevi in un rilancio di Belotti, cioè solo sfortuna, oppure secondo te non avrebbe inciso più di tanto alla lunga in questo Cagliari? No, parto subito con Belotti, ci credevo in Belotti, poteva essere una ottima piazza per rilanciarsi, anche se poi un po' di occasioni le aveva anche sprecate in passato, penso l'anno a Firenze o il Como, poi purtroppo insomma si è fatto male e ha portato comunque a Cagliari 3 punti in uno scontro diretto, quindi insomma è comunque un giocatore che ha lasciato un piccolo segno sulla stagione. Non so se riuscirà a recuperare per il girone di ritorno, per metà girone di ritorno, un giocatore che purtroppo ha anche un chilometraggio ormai abbastanza pesante. Palestra, che dire di Palestra? Io intanto ho un modo di ragionare sui giovani calciatori che vedo come una fobia, cioè quando li si comincia a esaltare, io da, come dire, neo quarantenne che inizia ad averne viste un po', per il loro bene, non per fare il brontolone, dico calma. Quindi quando sento Angelozzi del pre-partita di Atalanta-Cagliari sparare in maniera un po' eccessiva, il giocatore l'esterno destro più forte d'Europa, come se non esistesse Hakimi nel calcio europeo o altri che giocano in squadre superiori, mi chiedo perché lo sta facendo. Non è neanche un giocatore del Cagliari, forse è proprio per quello, perché non è del Cagliari, può darsi, questo si può permettere. Però che beneficio dai a un ragazzo di 20 anni a, come dire, poi l'ho sentito però nel post partita di Bergamo, mi è sembrato un giocatore molto posato e che ha, anzi, a domanda dello studio di DAZN, anche giusta, non ha voluto, come dire, commentare. Io penso solo a lavorare, che è la cosa migliore da fare. Mi pare che insomma sia la mentalità migliore da avere. Vengo al giocatore, un giocatore magnifico secondo me. Ho visto tutte le ultime partite per intero, soprattutto le ultime 3 in cui si è imposto a livello di 3 squadre che fanno le coppe europee. Insomma, un conto, con tutto il rispetto, è fare la partita forte a Lecce, ma quando hai davanti e fai fare una brutta figura a Kostic, a giocatori che entrano dalla tua parte come il povero Ghilardi, che fu, come dire, spostato di fascia a un certo punto per evitare appunto Tsimikas, che è un giocatore che ha un po' d'esperienza, ce l'ha, eccetera, vuol dire che hai non soltanto passo e ritmo, ma quello a 20 anni è giusto che tu ce l'abbia, ma anche una qualità tecnica, una facilità di dribbling che a me ha ricordato, anche qui chiedo scusa per il paragone, un po' il giovane Zambrotta, che era un giocatore che partiva esterno offensivo a inizio carriera in Serie C, poi col Bari, quando arrivò in Serie A, e fu poi trasformato in un fenomenale terzino, sia destro che sinistro, da Ancelotti e poi da Lippi. Pisacane è il giocatore, come dire, uno dei giocatori simbolo di questa nouvelle vague, non è nemmeno troppo nouvelle, del 3-5-2 italiano. Mi piacerebbe vederlo in un sistema di gioco più moderno, quindi difesa a 4, che possa un attimo anche completarlo. Però se devo giudicare, i giocatori di 20 anni vanno giudicati soprattutto sulle qualità individuali, insomma, è un giocatore che fa stropicciare gli occhi. Anche qui non sono di quelli che dice portiamolo subito in nazionale, che ha fatto 6-7 partite bene, mi pare che sia un giocatore destinato a indossare più volte la maglia azzurra nei prossimi anni. Probabilmente un tentativo per i playoff già lo farei, detto che secondo me i playoff dobbiamo farcela con quelli che abbiamo già provato, senza fare esperimenti. Tornando a Cagliari, che è la cosa credo che vi interessi di più rispetto alla nazionale, come dire, sta al Cagliari farlo rendere al massimo, chiaramente incrociando le dita su condizioni fisiche, e poi un giocatore che va da solo, è uno che comunque mi colpì molto il secondo tempo di Cagliari-Roma, perché non era soltanto il classico cavallo di fascia, ma era uno che veniva dentro, che controllava di destra, di sinistra, ha soluzioni varie e imprevedibili, non è il terzino monopiede che sai già cosa farà. Può andare di qua, può andare di là, ti mette, va sul fondo, può calciare, mi manca solo qualche gol, ecco, perché insomma, devo dire che spesso va alla conclusione, non ha ancora trovato il gol, ma insomma
Lo fosse troverà. entrato quello contro la Roma, Esatto. probabilmente Per esempio, quello Esatto. c'è stato un gol a alla proposito Bale, prima Esatto. di maniera, venteni pompati e altro, non oso immaginare cosa sarebbe stato poi certo. il giorno dopo, cioè, anche le settimane dopo sicuramente. No, sempre sugli italiani, sui giovani, Giuseppe, non possiamo non chiederti di Sebastiano Esposito, perché poi la cosa simpatica di Esposito è un classe 2002 che però ha 10 anni di esperienza quasi, Sì. perché 10 ovviamente sono troppi, però insomma è sulla breccia da quando era ragazzino. Come lo vedi? Perché arriva chiaramente da un anno a Empoli abbastanza particolare, perché lui aveva fatto bene, poi si era bloccato, però comunque l'Empoli è arrivata in fondo in Coppa Italia, poi la retrocessione, arriva a Cagliari, finalmente dovrebbe essere la piazza dove esplodere, perché il Cagliari è l'unica squadra che gli ha dato fiducia anche a livello contrattuale. Come lo stai vedendo? Inizio a vederlo bene. Esposito soffre del limite di tanti giovani attaccanti, soprattutto quello della continuità nel lungo periodo. L'anno scorso fu clamoroso in questo, un grandissimo girone d'andata, poi circondato anche da giocatori non proprio per palati fini, un triste giro di ritorno in cui l'ultimo gol lo segnò a gennaio, alla prima di ritorno, e poi non segnò più. Ma l'Empoli mancarono anche i suoi gol. Giocatore un po' umorale, secondo me, non perché sia, come dire, fumantino, ma è un po' meteoropatico in questo. A Cagliari dal punto di vista è una buona idea, visto il tempo. Sta crescendo, un giocatore che non va valutato solo per i gol che fa, pur essendo un attaccante, ma per quanto apre scenari e panorami ai suoi compagni, le sue aperture, i suoi filtranti sono qualcosa di prezioso, non solo per il Cagliari, ma per il nostro campionato. Gli manca, ripeto, un po' di continuità. Ci sono giocatori che a volte spariscono, certe volte. Esposito sta trovando continuità anche nella singola giocata. Ecco, il giocatore che 60 minuti soffre, poi improvvisamente, come nel gol a Bergamo, ha il guizzo abbagliante. Sono giocatori che sono preziosi, proprio perché il calcio di oggi è un calcio in cui non puoi, soprattutto se giochi in una piccola, non puoi brillare alla Nico Paz per 90 minuti, ma hai speso 2-3 palloni e lì devi fare la differenza. Esposito si sta calando in questa mentalità, però attenzione, è un giocatore che non va messo in discussione, secondo me, proprio tornando ai difetti dei ragazzi di talento di questa generazione, non va messo in panchina, non va discusso. Mi pare che Pisacane lo stia usando bene, titolare a oltranza, poi entra Gaetano mezz'ora dalla fine, ma Esposito parte sempre dall'inizio, anche perché è un giocatore che fa giocare meglio anche compagni, quindi non è uno che fa da sé, non è uno Zaniolo che magari prende palla e va dritto, magari ignorando i compagni, ma è uno che migliora anche la qualità del gioco dei compagni. Mi piacerebbe vedere qualche gol in più da parte sua, perché tecnicamente ha colpi splendidi. L'anno scorso proprio a Cagliari da avversario si giocò una partita incredibile con l'Empoli che credo ricorderete. Vede la porta, può anche calciare più spesso da fuori alto, un giocatore che secondo me dovrebbe essere ancora, quando crescerà anche di convinzione, può ancora crescere a livello di gol e di colpi, ma per la serie attuale tenerselo stretto, perché insomma è un giocatore che in attacco ha pochi migliori di lui nella colonna di destra della classifica. No, io ne approfitto che c'è Giuseppe, perché poche piazze sono legate al passato e ricordi come Cagliari, o tante piazze in Italia, dipende da quello che un po' ti racconta il presente, però Giuseppe è perfetto per Cagliari, perché è una piazza che comunque si culla anche sul passato, di ricordi, di grandi giocatori che sono passati da Cagliari. Volevo farti questa domanda, Giuseppe, cioè se c'è un Cagliari particolare che ricordi magari da ragazzo, oppure in generale un gruppo di giocatori del Cagliari che proprio piaceva. Ma guarda, io guardavo con molta simpatia il primo Cagliari, cioè quello del grande tridente Zola, Esposito, Langella, che era davvero divertente da guardare nella stagione 2004-2005, quando poi tornò in Serie A dopo 4-5 anni di B. Era una squadra molto divertente che aveva, oltre ad avere insomma, la classe di Zola, che naturalmente era molto, è un po' uno dei giocatori più amati in generale anche fuori dal Cagliari, e aveva questi due esterni, soprattutto l'Angela che arrivò anche in nazionale a giocare un paio di partite, davvero torrenziale mi sembrava, e lo era in effetti, un giocatore davvero
davvero da un altro campionato. Ho un ricordo molto preciso di quella stagione, per esempio il gol di Zola di testa alla Juventus penso che sia ben scolpito nella vostra memoria, così come il 3-3 con l'Inter o partite comunque spettacolari che fece in casa anche con la Roma, eccetera. Ti dirò che quella stagione lì mi dispiace che insomma, l'ultimo ricordo del Cagliari in Europa mi coglie bambino, quello della semifinale 94 di Coppa UEFA, che penso sia anche l'ultimo ricordo del Cagliari. Ecco, la stagione ci stava. Piove da 3 giorni a Milano. E quindi quello direi è un Cagliari un po' insomma che a volte si è un po' rassegnato adesso a barcamenarsi nella colonna di destra della classifica. Come divertimento vi citerei quel Cagliari lì. Un Zola su Zebina, ecco, come leggo nei commenti. Sì. Zebina che se non sbaglio dopo o lui o Appia della Juve Capello non lo fa giocare per 3 mesi perché aveva perso palla nell'azione del gol che poi porta al pareggio di Zola, e allora Capello aveva questo stile un po' rigido verso giocatori che sbagliavano in campo, lasciò fuori 2-3 mesi. Se poi pensi, Giuseppe, che la riserva era su Azzo di quell'attacco del Cagliari, poi Rolando Bianchi, diciamo che se pensiamo a quell'attacco devastante che aveva una squadra di medio-bassa classifica, insomma. No, invece c'era un'altra domanda che facevano in tanti, Giuse, cioè che è un po' particolare, anche questa legata un po' al Cagliari, cioè i tuoi 5 giocatori uruguaiani preferiti. In assoluto, non solo Cagliari. In assoluto. Allora, io impazzivo, non saprei oggi dirvi se mi piaceva di più Suarez o Cavani, cioè sono due giocatori, era una coppia incredibile. Forse Suarez perché aveva quella cattiveria anche venata di follia, come sappiamo, che me lo rendeva irresistibile, ma anche Cavani. Poi andando un po' indietro, io ero forse troppo piccolo per il principe Francescoli, quindi lo ricordo così, nelle figurine, ma non saprei dirvi. Non in campo. Così come la generazione dei Fonseca o degli Herrera, la ricordo in maniera un po' annebbiata. Cioè, sono stati tanti. Godin, giocatore magnifico che purtroppo a Cagliari non ha fatto molto bene, era davvero arrivato a fine carriera. Mi pare Lugano, altro grande, ecco, lui sarebbe stato bene a Cagliari, secondo me. Lui si sarebbe proprio divertito nel contesto cagliaritano. E per trovare un centrocampista, fammi pensare, io invece avevo una avversione per Recoba, proprio non mi piaceva, un giocatore più sopravvalutato, secondo me anche proprio irritante, quindi nonostante avessi chiaramente un grandissimo piede sinistro, ma solo quello. Fammi pensare, ne dico un quinto al volo, fammi pensare, dai, alla fine devo dire Montero, insomma, nella sua cattiveria, nella sua veramente spigolosità, è stato un giocatore che ha lasciato un segno sul calcio italiano. Su molti anche, non solo sul calcio italiano. Anche letteralmente. Non abbia citato Gio Bizera, come dice il nostro Matteo Porto, non stare in 5. Gio Bizera, che salutiamo perché Dario Silva, esatto. Sapevo avesse un soprannome bellissimo. Savi Vinca. Esatto, era lui che l'aveva citato. E poi vabbè anche il grande Abejon che comunque qua a Cagliari insomma ha fatto dire tantissimo. Per il centrocampo c'era anche O'Neill che forse batte hai ragione, già, vero, sì. Lo devo assolutamente metterlo O'Neill, sì, giusto. Assolutamente, ci sta assolutamente. Giuseppe, noi siamo arrivati al termine perché ti abbiamo preso anche più minuti del necessario, però grazie davvero perché ci ha dato comunque un focus totale sul Cagliari. Ci farebbe piacere ovviamente averti in trasmissione un po' più avanti anche per capire un po' quale sarà l'evoluzione, speriamo, da parte del Cagliari. Ci sentiamo poi in privato ovviamente. Grazie davvero. Ciao ragazzi, anche 5 giocatori austriaci poi, quindi esatto. La prossima per cambiare l'attitudine. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao, grazie. Perfetto. Sai che ho temuto che continuassi su austriaci e buttassi dentro un nome, perché io l'ho pensato, però non l'ho detto. Sei un maledetto, se mi fai tossire così poi durante la diretta. Come state, signori? Da un po' che non ci vediamo. Buongiorno 131. Esatto. Francesco lo vedo bollito, è stanco, questa influenza maledetta, per il resto bene, dai.
tutto sommato bene. Siamo Ma perfetti. vedo che c'è anche, perché Lo questa è la facciamo puntata entrare. dei Giuseppi, Esatto. perché giustamente Giuseppe Conte. potevamo fare il 19 marzo, ma a questo punto insomma rinvieremo, cioè, caro Giuseppe Boi, ben ritrovato, come stai? Dalla macchina, appena arrivato in Sardegna intanto. Sì, all'altezza di Santa Giusta facciamo buongiorno 131 dalla 131, ecco. Esatto, esatto. Non dimmi niente. Bisogna fare così, bisogna fare così. Ma si ferma da Gianchi a Luca. pranzo? No, È no, già c'è passato Gianni, avanti. devo pagare l'ordine, devo fare un po' di... e poi ci vediamo nel caso stasera, cioè ci vediamo stasera all'allenamento, ecco. Bene, grande. bene. Vai Luca, Allora ci vedremo il lì. tuo momento. È il mio momento, attenzione. Ciao Giuse, grazie ovviamente per essere A qua. voi. Io ho fatto una domanda prima a Francesco, guardando un po' l'andamento del Pisa. Cioè il Pisa in casa ha fatto una sola rete, mentre in trasferta ne ha fatto 9. Quindi è più una squadra da trasferta rispetto a casa. Detto che comunque è una squadra che segna poco, che 10 gol in 15 partite è meno di un gol a partita, quindi mancherà Nzola, al di là della Coppa d'Africa sarebbe stato anche squalificato, e c'è un Tramoni, lo dico a voce bassa, che insomma non è ancora pervenuto quest'anno. Allora, diciamo che il Pisa è vittima di quello che è la malattia del calcio italiano in questo momento, sia il fatto che si segna poco e che non ci sono grandi attaccanti. Il Pisa va inquadrato, secondo me, come all'interno di questo campionato. Vedo il buon Pinna che utilizza sempre un aggettivo che non vorrei utilizzare, non perché non lo pensi, anzi Dillo. penso e lo Guarda sottolineo. che me l'ha detto Pastore prima, solo che lui, essendo uno da Serie A, io ovviamente sono da interregionale, lui ha usato Modesti, io uso Scarsi, ci Sì, mancherebbe. ma è un termine che utilizzo anch'io, Modesti, perché Scarsi eccita troppo gli animi, mi fa pensare troppe cose. Ma perché non fai infotainment tu, capito? Tu non sei uno da infotainment. Cioè, scrivere sul giornale scarso è un po' pesante, ecco. No, È è un figo. un campionato Perché qualcuno può modesto. pensare che sono pochi, scarsi in quel senso, capito? Scarsi a livello di quantità. Bravo. Cioè, può essere quello poi il problema, se no. Infatti, no, scarsi anche in quantità, ecco, perché di centravanti ce ne sono ben pochi, come potete ben vedere tutte le giornate di campionato. Dicevo, un campionato modesto da un punto di vista tattico, perché è un campionato in cui la maggior parte delle squadre gioca con la difesa 3, è un campionato di un'altra era, un campionato arretrato, un campionato modesto dal punto di vista tecnico. All'interno di questa modestia generale, il Pisa è la squadra più modesta. Ed è la squadra più modesta per un semplice motivo, perché è la squadra che aveva in Serie B, che ha raggiunto il secondo posto in Serie B, che è stata trapiantata direttamente nella Serie A. In parte per scelta, perché si è voluto tutelare il gruppo e la forza di questo gruppo, in parte perché dal mercato non sono arrivate le opportunità che il Pisa sperava. È arrivato un Quadrato a fine carriera, un Albiol ancora più in fine carriera. L'unico elemento interessante in prospettiva poteva essere Stanks, ma sappiamo benissimo i problemi fisici che c'ha, è ancora lì, forse torna a gennaio, però al momento è fuori dai giochi. L'unico giocatore del mercato che poi è il giocatore intorno a cui ruota tutto il Pisa, che ha fatto bene, che sta facendo bene, e Ebischer sta facendo bene anche in Samiro, che però è in Coppa d'Africa. Ecco, in questo quadro il Pisa è la squadra più modesta, però c'è da chiedersi perché, nonostante questa modestia generale, non sia la Cenerentola del campionato, o almeno non lo sia stata fino ad ora. In parte grazie alla Fiorentina e a Pisa, considerando i campanili, sono felicissimi. È l'unica nota positiva di questo inizio di stagione, di queste giornate dopo la sconfitta di Lecce. Non è la Cenerentola del campionato perché? Perché per due motivi fondamentalmente. È una squadra molto organizzata, e questo grazie ad un allenatore che sinceramente avevo seguito nella sua esperienza di Genova anche per vicinanza, cioè arrivare a Genova per me è un'ora di macchina, quindi ogni tanto qualche partita si va a vederlo, e non gli avevo Da dato... Santa Giusta, pensavo di più. No, da Pisa, da quella che l'abbiamo diretta. Tra l'altro io vivo un dramma nel dramma, perché io poi a Pisa ci devo tornare. Se domenica non va come deve andare, sarà difficile, sarà complessa, e sarà difficile anche scrivere, ecco, secondo com'è. Comunque, dicevo questo, l'ho seguita a Genova, davo più valore alla rosa che aveva a disposizione, Gudmundsson, Rettegui e compagnia cantante, piuttosto che alle sue scelte tattiche.
Invece ho visto un allenatore che è molto centrato, molto mentalizzato, che sta costruendo pian piano una squadra che è partita da quella che poi è la cosa della base, che è la difesa, sistemandola, e che sta riuscendo comunque a tenere la squadra in una linea di galleggiamento. E poi c'è un'altra cosa fondamentale, è un grande gruppo. È un gruppo che ha polmoni, che mette cuore, che mette l'anima, che è determinato, in cui tutti si aiutano. Non c'è un giocatore che non è pronto a dare una mano d'aiuto al compagno nel momento di difficoltà. Tutto questo fa sì che il Pisa per ora stia galleggiando. Finora di fatto ha sbagliato, ha messo un punticino dietro l'altro fino a questi 10 punti. Ha sbagliato 2 partite in realtà, ha sbagliato la partita di Bologna contro una squadra molto molto forte che poi la settimana successiva abbiamo incontrato proprio a Cagliari, e la partita di venerdì scorso contro il Lecce. Ecco, al Lecce non si è visto, ed è l'elemento preoccupante che sta preoccupando tutta la tifoseria e tutti gli addetti ai lavori che seguono il Pisa, non si sono visti i polmoni. Non si è visto il cuore, non si è vista quella volontà di andare oltre l'ostacolo che finora ha tenuto a galla il Pisa. Diciamo chiaramente, quel Pisa lì, il Cagliari dovrebbe schiantarlo senza ombra di dubbio. L'altro Pisa ha messo in difficoltà grandi squadre. Ha messo in difficoltà l'Atalanta, ha messo in difficoltà il Milan, con cui hanno fatto 2-2, ha messo in difficoltà il Napoli al Maradona, perdeva, che è stato recuperato 2 volte e poi ha trovato il gol del 3-2 nel finale. È una squadra che però, tornando alla domanda iniziale di Luca, non segna. Secondo me più per un problema di qualità dell'ultimo passaggio piuttosto che di qualità in sé per sé dei giocatori, perché Nzola il suo lo sta facendo, perché Meister secondo me c'ha il fisico e i piedi per poter fare la Serie A ma non è ben servito, manca sempre l'ultimo passaggio. Ti do un dato, dimentichiamo la partita con Lecce, io non la voglio neanche tenere in considerazione perché può essere un termine di paragone sbagliato anche per il Cagliari. Nella partita col Parma il Pisa arriva al cross 50 volte circa. Di questi 50 cross, che sono un numero per noi che seguiamo le statistiche importante in 90 minuti, di questi 50 cross ne arrivano in aria, risultano riusciti soltanto 14 o 15. E da tutto questo si arriva a 2 soli tiri in porta. Che significa che è vero, tiri poco in porta, ma anche che 50 cross e soltanto 15 riusciti significa che gli attaccanti non sono serviti in maniera adeguata. Perfetto. Roby? Ma no, in realtà, cioè, del Pisa abbiamo detto e non detto tutto, perché fondamentalmente, come giustamente diceva Giuseppe, se il Cagliari fa la sua partita, come diceva anche Pastore, sulla carta è favorito. Il problema è il Cagliari che deve fare la sua partita, perché le 2 squadre arrivano da 2 momenti contrastanti, no? Il Pisa ha perso di fatto 2 scontri diretti, perché oltre Lecce anche il Parma, e arrivava invece da un momento buono prima dell'Inter a livello di punti fatti. Il Cagliari al contrario è vero che arriva da una sconfitta, ma nel trittico di gare contro 3 big come Juve, Roma e appunto Atalanta ha trovato nuove certezze, soprattutto di prestazione. Chiaro che secondo me dipenderà molto anche da Borrelli non Borrelli, più che Mina non Mina, cioè di fatto se Borrelli riuscirà a giocare c'è un Cagliari, se Borrelli non riuscirà a giocare è un ricambiare ulteriormente a livello tattico, anche perché Roma e Atalanta sono state le uniche 2 partite in cui il Cagliari ha dato continuità nelle scelte di Pisacane per la prima volta in stagione, quindi è un equilibrio sottile, secondo me è una partita molto più di nervi che tattica, perché non mi voglio autocitare e quindi userò le parole di Pastore, sono 2 squadre modeste e in questi casi che fa la differenza anche un po' il momento della stagione. La speranza è che il Pisa abbia un po' imbroccato quel momento in cui non ti vanno bene le cose, perché come diceva Giuseppe vanno tanto al cross però gli manca il centesimo, no? per fare la lira, che poi non sono dettagli, sono cose importanti in una squadra quando sbatti sempre sugli stessi errori, un po' come succede al Cagliari, sugli stessi errori difensivi, marcatura. Una gara molto che secondo me ci dirà molto di quanto il Cagliari sia più maturo
di alcune squadre per la corsa a salvezza, perché questa è la classica sfida tutta di maturità più che di tasso tecnico. Quindi non lo so, Giuseppe, tu come vedi proprio il Pisa a livello anche di testa? Perché comunque è una squadra che ha dei giocatori che magari hanno sofferto il salto, come ci raccontava Pastore, ha un allenatore che vuol fare anche lui quel salto e magari non ci è riuscito con costanza. Sembra una squadra pronta per lanciarsi per un giro di ritorno con la testa giusta per lottarsi la salvezza. Guarda, penso che, cioè non penso, il Pisa in questo momento per il Pisa Cagliari è una partita spartiacque. È una partita spartiacque perché in caso di sconfitta rischia di staccarsi dal gruppo del salvezza. Rischiare di staccarsi dal gruppone non solo può portare a quel mollare di testa che si è visto per esempio a Lecce, perché a Lecce il Pisa, al di là dei suoi limiti, ha mollato di testa, ma rende molto complesso poi presentarsi a gennaio sul mercato, perché già il Pisa ha avuto quest'estate delle difficoltà. Il caso La Parisiana e Simeone che è un figlio di questa città, è nato a Pisa se non mi sbaglio, comunque il padre Simeone senior è legatissimo alla città. Io posso testimoniare di aver visto Giovanni all'età di 1 anno e mezzo in braccio a un collega carissimo, Antonio Scuglia, perché Simeone torna a Pisa spesso, di nascosto, è legatissimo alla città, ci torna la famiglia, sono molto legati. Però Giovanni alla fine ha detto no quest'estate a Pisa, nonostante il Pisa fosse disposto a svenarsi. Perché? Perché il calciatore poi deve curare la sua piccola azienda, andare in una squadra che non gli dà determinate garanzie tecniche, rischia di mettere a rischio, scusate la ripetizione, quello che è il suo futuro. Se tu arrivi al mercato di gennaio che già ti danno per spacciata perché c'hai 6-7 punti di svantaggio sulle concorrenti dirette, fare quel mercato che è già complesso di per sé, perché il mercato più complesso è un mese difficilissimo per il mercato, in cui tante squadre devono cercare di rinforzarsi o trovare delle soluzioni per migliorarsi, diventa complessa. Quindi da questo punto di vista c'è molta pressione sulla squadra. Vivo in un quartiere in cui ci giocano diversi giocatori, in cui vivono diversi giocatori del Pisa. Non si è visto nessuno questa settimana. Non si è visto Chiusi. al bar, alla pasticceria, no, sono tutti chiusi, quindi c'è grossa pressione. Perché non vogliono offrire, Giuseppe? No, guarda, cioè, a questo punto Non però, secchi. quelli che vivono vicino a me non ti offrono neanche un caffè. Detto questo, Anche quando vincono sempre, diciamo. no, Ma guarda che non è che prende così tanto un giocatore del Pisa, Giuseppe, anche perché... prende più di me, prende più di me e di tutti noi messi assieme. Comunque Ma vada. Penso loro anch'io. sanno che se passo io a Pisa poi non devono più offrire, perché poi i sassaresi, se offri a un sassarese sei fregato. Vabbè, li ammazzi a birra, li bevi tutto l'impossibile, cioè, e tutto il resto. E dicevo, cioè, stanno sentendo, c'è grande pressione sulla squadra, però, ripeto, se torna il Pisa della partita con la Cremonese, di 3-4 partite fa, ma anche della stessa partita con l'Inter, in parte anche con la stessa partita del Parma, che secondo me è stato uno schiaffo per la squadra, perché hanno fatto di tutto per riprendere in mano, hanno preso quel gol nei primi 10 minuti con una serie di errori e compagnia cantante. Non essere riusciti a recuperare quella partita secondo me è stato uno schiaffo che da un punto di vista mentale loro hanno sofferto. Passiamo un altro dato importante: è una squadra che quando prende gol, quando passa in svantaggio, poi praticamente al massimo pareggia, non riesce mai a ribaltarla. Da posizione di svantaggio ha preso un pareggio soltanto con il Milan a San Siro, passata 2 volte in svantaggio e 2 volte è riuscita a pareggiare, ma poi per il resto, se il Pisa prende un gol poi la partita è finita, non riesce più a ribaltarla, è stato limite fin dall'inizio. Però ripeto, occhio, stiamo attenti, perché comunque quelle risorse mentali di cui parlavi in questo inizio campionato le hanno date, proprio per cercare di superare quelle che sono i limiti tecnici evidenti che hanno. Le hanno finite, le hanno esaurite tutte, questo probabilmente lo scopriremo domenica a Cagliari. Fra? Giuda, come stanno gli ex Cagliari? Gli ex Cagliari c'è Tramoni che Scuffet, Tramoni.
Ramoni che spera di giocare domenica, spera, gli si sta aprendo uno spazio, sappiamo che Gilardino ci sta riflettendo, come sta riflettendo sul cambio di modulo, ma poi magari ne parliamo dopo. Però sai, Tramoni che l'anno scorso ha fatto con la sua giocata tipica di destro, mi sposta al centro e poi la pasto, tento di tirare in porta, l'anno scorso in Serie B c'ha strade spianate. In Serie A non sembra riuscire a far valere delle qualità tecniche comunque discrete che c'ha. E poi anche lui, secondo me, fin dall'inizio c'ha un problema di mentalità, di determinazione e tutto il resto. Scufè invece è nelle ultime 4 partite di nuovo in gioco con un ballottaggio con Semper. Era arrivato Scufè quest'estate, proprio mentre eravamo a Ponte di Legno, se ne andò, Sì. con qualche mal di pancia perché il Pisa non gli assicurava il posto da titolare, e non gli assicurava perché il Pisa, ripeto, ha puntato a dare fiducia a un gruppo che ci aveva tanto cuore, che aveva ottenuto quella promozione anche in maniera overperformando, perché No, Giuseppe, non voglio contraddirti, ma mi ha scritto Scuffet e mi ha detto che il mal di pancia in realtà lo aveva perché ha fatto l'ultima colazione con l'uomo meme prima di lasciare Ponte di Legno e da lì è stato letale, perché poi ci ha messo mesi a riprendersi, non è ha facile. fatto quello D'altronde quando sicuramente. mangi il mal di pancia era uova, giustificato, caramello ecco. salato e Nutella, lo fa questo tendenzialmente. Tutto Comunque insieme. Scuffè arriva a Pisa con perché lo vuole Giardino, perché non si fida di Semper, sembrava non fidarsi di Semper, e già quando l'ha avuto in passato a Genoa l'ho messo fuori squadra. Poi Semper ha giocato sempre a titolare, è bastato un'influenza di quello che era il portiere titolare per ritornare a mettere in dubbio. Ha giocato per 2 partite consecutive contro Inter e Parma, poi a Lecce a sorpresa in assoluto è rimasto in panchina. Adesso per domenica in questo momento ce lo danno come probabile titolare, però dire adesso Semper o Scuffè è come lanciare la monetina. Allora te la Sapere, facciamo Avvisa lanciare però, tutta la monetina, però avvisa che ce ne danno Gilardino che lo ha preso formazione. Zizzola al Fantacalcio, Ecco. quindi di far Ah, giocare ok. Stemper che gli conviene perché non so, di solito quando Zizzo punta un giocatore, quel giocatore ha finito di performare assolutamente. Va bene Giuseppe, ti lasciamo rientrare verso Cagliari perché poi dopo dovrai anche incontrare Luca. Quale sarà l'11 probabile secondo te di questo Pisa domenica? Allora, secondo me sta valutando un cambio di modulo col 4-4-2. Scuffè in porta, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo e Angori dietro. A centrocampo Touré, Marin, Ebischer e Leris. Davanti uno fra Tramoni e Moreo e Meister. Potrebbe valutare anche nel corso della partita o anche dall'inizio un 3-4-2-1 con sempre Canestrelli, Caracciolo e Calabresi in difesa, giocatori che comunque il loro lo stanno facendo perché Pisa non prende tanti gol, ne ha preso uno in meno di Cagliari, ma devi considerare che 7 su 20 gol presi li ha presi in 2 partite, a Napoli e a Bologna. Dicevo, la difesa a 3 tipica del Pisa, non penso che ci sia spazio per Albiol se non la partita iniziale. I 4 di centrocampo diventerebbero arrivati gli esterni Touré e sempre Angori, con la coppia mediana anziché i 3 in mediana, schierare soltanto una coppia Ebischer Marin, e i 2 trequartisti, in questo caso utilizzando sia Moreo sia Tramoni dal primo minuto con Meister davanti. Però in questo momento il pendolo pende più verso 4-4-2. di modo, sì. Va bene Giuseppe, grazie ovviamente per essere Grazie stato a voi, con noi. Ti lasciamo stasera Luca Di Leonardo. Ci vediamo dopo, Mi raccomando. Ci vediamo dopo. Ciao, buon viaggio. Ciao ragazzi, Ciao, grazie. Ma quanto manca Arturo Calabresi a questo caso? Cioè, in una scala da 0 ad Arturo Calabresi. Il padre sicuramente. Ci manca. L'altro giorno ho visto che ha risposto a Marco Camba su Instagram. Grande. Grande. Io e la famiglia Calabresi sono molto Biascica. legati, in realtà. Mitico, assolutamente. Farà un partitone. Va bene. Che cosa? Farà un partitone, dico, domenica contro il Calcio. Grazie.
è nell'ordine delle cose, tutto può capitare. È tutto quindi scritto. Cioè, è già tutto scritto può che segna succedere. Tramonte. Certo che Ci siamo giocati da avendo sentito l'11 del Pisa, sinceramente, Stavi senza pensando, ma essere, questi però chi sono? dico, No, sto scherzando. cioè, hai detto due fisso, no? No, Cioè, ho detto questi chi sono? sì, cioè nel senso, con tutto il bene, però dai, ecco. Ok avere paura del Pisa, ok avere rispetto giustamente di una partita complicata tra Polone e tutto, però insomma, sarebbe preoccupante, ecco, contro una squadra che ha perso diversi giocatori Ma importanti. Luca quando parte per la Coppa d'Africa? Io domani. Luca è già domani. in Africa, È già- Ma da... questa è era una collegato brutta... dal Allora, Burkina questa non la Faso. potevo fare io, questa battuta, perché poi adesso, allora, non è l'uomo meme che clippa le cose, l'ha detto Francesco che è già in Africa e non è un commento sassaresista. È collegato in VPN, cioè con la VPN. Certo. In realtà se disattiva il green screen c'è scritto We love Burkina Faso dietro. Però, Certo. In realtà c'è Quello. Zitto Lububo che si sta scaldando dietro lui, Che perché fa la adesso gioca. danza. sì, perché tra l'altro ieri ha fatto gol nell'amichevole, nel test match in famiglia. Quest'anno segna Siamo solo con contenti. Angola. Esatto, ne lasciassi infatti. Ha fatto qualcuno un per gran il gol, Cagliari. tra l'altro. Sì. Andatevelo a rivedere, ha fatto un gran gol, l'ho visto su Instagram. Uno dei suoi Comunque, classici dai, a Bergamo movimenti. comunque aveva segnato Roby. Non è regolare, però mettiamola così. Vabbè. E non è Non neanche è un gol niente. banale. tra No, l'altro, esatto. Non è neanche Ma un lui gol sapendo banale. di essere fuori gioco ha segnato. Esatto. Se è stato regolare avrebbe sbagliato. Perché è la Sarebbe pressione fermato. che, è la No. pressione che lo uccide. No. E qua Vero. sono in gioco. No, mi fermo. Non si sa mai che poi. Va bene, ragazzi, chiudiamo. Luca, ma non fai un commento al volo sulla Fantacalcio. giornata che ci appresta al Fantacalcio? Perché Una ovviamente Caporetto. come voi sapete ci sono gruppi di amici che sono entrati in guerra, Sì, persone è vero. che non si parlano più. Non lo so, tu come la gestiresti? Ecco, fai un po' di TV di servizio, qualcosa nella tua vita. Come si gestisce questa giornata? Non si calcolano i 6 politici contro il 6 politico, perché ci Ok. sono ben 8 Sì, squadre. aspettiamo un mese col mercato in No, mezzo, ci sta. vabbè, 15 gennaio, Roby, è meno peggio del previsto. Il 6 politico a cosa Oggi serve? 18 dicembre. Vabbè, ma solo 4 partite. Cioè, tu più non che hai altro sono giocato. 4 big. Esatto, Perché se fosse Milan, stato, io ti dico, se fosse stato Cagliari Lecce Pisa, Pisa, esatto, e compagnia Verona, prendiamo il 6 Cagliari, politico, c'era certo. la gente che correva Certo. alle poste per i Però 6 se politici. Lautaro, Thuram, Højlund, Leao, insomma, Maignan, perché devi dare a un portiere il 6 senza giocare? 6 politico ormai è anacronistico. Si aspetta un mese, tanto devi solo cliccare un tasto. Con 2N. Cioè, togli le doppie dove servono, le metti dove non ci serve, dove non serve. Cos'è che ho Grande. detto? Anacronistico con 2N. No, non l'ho detto così. Lascia Mamma mia, guarda, oggi si è svegliato così, Roby. Oggi. Vabbè, però sai cos'è? Che lui, da Grinch qual è, questo è il periodo che soffre di più. Cioè, proprio adesso lui lo vedi quando chiude la diretta si mangia le bottiglie di vino. Sto soffrendo che sono chiuso in casa 4 giorni con questo cavolo di influenza maledetta. Semplicemente è questo. Guarda. Vieni oggi all'allenamento, scusa. Cos'è? Vieni all'allenamento oggi, così ti dai un mi po' di alleno grazia. proprio direttamente. Cioè, In o mi fanno campo. allenare oppure no, cioè, non è che vengo così a prendere freddo come fai tu. Quindi, No, allora, sto una domanda. domani. Ti abbraccio domani alla conferenza stampa. Tranquillo. Certo, Ti abbraccio non vedo l'ora. No, Esatto. c'è una domanda di Gianluca che dice: Palessa prende voto sia domenica sia il 15 gennaio con l'Inter. Al di là della battuta, è ovvio che si fa semplicemente riferimento al giocatore nella squadra in cui è il 21 dicembre. Qualora dovesse cambiare squadra a gennaio, ovviamente non è conteggiato, questo mi pare scontato. Quindi togliete il 6 politico, aspettate, frizzate la giornata. A 131 cosa facciamo? Frizziamo? Sì. Ah, sì. ok. Beh, Cioè, hai chiesto, hai fatto i tuoi sondaggi. sì. Su Amazon. No, il sondaggio non l'ho fatto, ti dico la verità. Su Amazon è Ho pieno di fatto. sei Ho politici. deciso così. No, più che altro perché, Roby, ci sono squadre che schiererebbero 3 giocatori. Seriamente. Cioè tutti 6. Perché gli attacchi sono ormai abbastanza similari. Anche Ma dopo per una questo volta che mercato. posso arrivare lì a pari punti con le prime, ma mi Ecco. togli questa felicità, veramente sei una persona brutta e cattiva, te lo dico sinceramente. Vabbè, ok, me ne ricorderò. Dai, alla prossima. Va Al prossimo bene. anno. Il prossimo anno Ringrazio faremo il Gianluca 6 per la politico. stima.
per la stima. Non so se lo scatto lungo al tavolo, cioè al buffet. Allora, se non c'è, ha se, specificato. se c'è roba di pesce e di crostacei Non ha è possibile, specificato. anch'io prendo a resu. Se il tavolo è crostacei e pesce, Diciamo è possibile. che qualche sacrificio nella nostra vita lo abbiamo fatto, ecco, tendenzialmente su queste cose. Ma lo facciamo per chi è allergico, capito? Per non Bravo. metterli in difficoltà, semplicemente. Non è che lo facciamo per chissà quale motivazione. Va bene. Va bene, Ragazzi, signori. è stato Un bello. piacere. Sì, molto, molto. Però non hai risposto a quello che ti ha chiesto Come Roberto, quello che ti ha chiesto Matteo Zizzola in chat, i tuoi 5 canestrelli preferiti. Ah no, allora aspetta, Sì, bravo, perché questa sembra una attenzione. domanda scontata. Però Banale. i canestrelli che Ecco. tutti ti indicano solo nella zona toscana sono dei biscotti che in realtà accomunano più regioni. Per esempio, sono molto buoni i canestrelli liguri. Certo. Che non hanno sono leggermente più grandi e non hanno lo zucchero a velo sopra. A me piacciono molto i canestrelli come biscotti, però lo zucchero a velo un po' non lo so, mi Intuscia. infastidisce, bravo, mi intuscia. E quelli liguri mi piacciono parecchio. Poi non lo so, se qualcuno mi vuole spedire qualcosa a casa, Lascia l'indirizzo. Perché non sentiamo più? È diventato muto. Non ti sentiamo più, Roby. Adesso prova? Ora sì. No, perché hai detto l'indirizzo, quindi in automatico Streamer ti ha censurato, capito? Perché per una questione di privacy. Potete mandarmeli serenamente e poi faccio la mia personale classifica dei primi 5. Devo assaggiare per poi giudicare. Esatto, Ci esatto. sta. Quindi Matteo Zizzola inizia a strisciare per mandare i 5 canestri. Ma lui lavora da Kickerland, cioè ragazzi può fare quello che vuole, con i miliardi che guadagna ogni mese ci può dare quello che Ci vuole. puoi contare. Ah no, Di aspetta, una fabbrica domanda proprio fondamentale. Siccome ormai tanto è Canestri. diventata Telecacciara Buongiorno 131, nella pasta e patate... Oggi è diventata, per le altre volte invece è una trasmissione di servizio pubblico. Allora, la provola nella pasta e patate va messa. Cioè, chiunque non la metta non ha mai mangiato minestra e patate. Ha mangiato qualcos'altro, qualche zuppa e patate, ma non è pasta e patate. Senza provola. E ci vuole anche il parmigiano, caro il mio Gianluca. Con questa Perla. massima di cucina internazionale, direi, perché non è soltanto italiana. Rock Io Black vado in dice trasferta per il Gabriello, campo per mangiare. Non li ho mai mangiati. Rock Back 611, quelli di Biella, mandameli a casa, serenamente ti dirò. ti prendiamo l'albergo Fai la all'Alessandria, nel recensione. caso per andare a mangiare Esatto, quelli di Biella Biella. viene comodo per andare a fare Comodo. Torino-Cagliari. Va bene, ragazzi, grazie ovviamente di essere stati con noi. Chiudiamo anche questa settimana di Buongiorno 131. Appuntamento stasera 18:30 con Fanta 131 live con il prode Luca Di Leonardo. Vi ricordo che domani alle 18 scade la deadline per il mercato, 2 scambi per i non abbonati, 4 scambi per gli abbonati. Gli abbonati sono chiamati a scrivere in privato a Luca su Telegram, sul canale Telegram degli abbonati, per comunicare tutti i vari scambi. Io non ho ancora deciso, ma Lo so, infatti già una Sono quindicina lì, non le l'ho decisioni- fatta. Le decisioni sopra il 38 di febbre sono veramente letali, Fra. no, non fa. No, ma poi soprattutto Fallo fare i gatti. ma questa allora l'ultima cosa veramente, poi chiudiamo. Cioè, l'ho già detto ieri, quest'anno è veramente difficile fare il fantacalcio, Sono perché tutti scarsi. è una stagione del cavolo, perché non hai gli altri anni, avevi dei giocatori in tutti i reparti, dei giocatori a cui affidarti, ok? Invece quest'anno è un casino, perché ti dà proprio l'idea di buttare questi crediti, di dare fiducia a gente che non se la merita. Poi c'è quel corvo maledetto che abbiamo già citato prima, che prende i giocatori soltanto per rovinarli, e quindi devi stare anche attento a come ti muovi. Saruman il bianco. Mamma mia, ma ti rendi conto? Il canuto, direi addirittura. Il canestrello. Comunque, Il canestrello. esatto, l'amante dei canestrelli. Vabbè, comunque te le mando tra stasera e domani mattina. Vada Non ti tranquillo. preoccupare. Io Quindi ti cambio stasera 4 ti faccio scarsi. Io ti cambio 4 scarsi per 4 scarsi, sappi. quei 4 scarsoni. Esatto. Quindi possono fare peggio. Mi vado a Chi può fare certificare. peggio, vero? Fare peggio. E quindi stasera 18:30 fa da 131 live, invece domani fate a Peritorres, Robby? Sì, domani a Torres Torres. gioca sabato, quindi domani. Gioca sabato la domani. Torres e Torres Esatto. Arezzo, gran bella partita, quindi domani pomeriggio ci ritroviamo con Aperi Torres.
Esatto, e poi sabato invece di sera ci sarà la vigilia di Cagliari-Pisa, mentre domani mattina ci sarà anche la conferenza stampa di Pisacane, quindi vi racconteremo quelle che sono anche le ultime impressioni prima della sfida dell'Unipol Lobos. Quindi grazie ragazzi per averci seguito in tanti anche oggi, grazie a chi ci seguirà anche in replica o su Spotify. Appuntamento con Buongiorno 131 direttamente lunedì prossimo alle 10. Ciao! Ciao a tutti, Ragazzi. ciao ciao! La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.